matua umula mizuru Tenu yana tumpuo Tena wana tumpuo Matua wanetu iza Wene matua umula mizuru Kristino nanangana Kristino perunawa Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dalla male. nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Bene, caro Padre San Gabriele, allora sempre un momento importante, la discussione di dottorato, segno della vita, un momento di passaggio, un rito di passaggio, è anche un momento di grande soddisfazione, quindi siamo contenti di vivere con te, semplice, però una certa solennità, nella quale c'è anche la stima per la tua persona, per il fatto del lavoro. Per l'autorità a noi concessa dal Sommo Pontefice e dal Reverendissimo Gran Cancelliere dell'Università Pontificia Salesiana, a norma delle Costituzioni Apostoliche e degli Statuti dell'Università, proclamiamo Gian Gabriele Raccoto Zanani, dottore in Scienze della Comunicazione Sociale, con la menzione summa cum laude, secondo però quanto prescrivono le Costituzioni Apostoliche e gli Statuti dell'Università. Sarà insignito del titolo di dottore e fornito il diploma quando avrà stampato almeno un estratto della dissertazione e consegnato a questa università le copie prescritte. Dato a Roma venerdì 6 maggio 2021. Felicitazioni. Innanzitutto, come avevamo fatto all'inizio, vorrei ringraziare Dio che ci ha dato questa possibilità di stare insieme, di condividere, anche fa parte della nostra evangelizzazione. Noi tutti siamo evangelizzatori, quindi ringraziamo Dio per questo dono. E ringrazio voi tutti presenti, parenti, amici, parrocchiani. Siete qui, non vuol dire che non avete niente da fare, ma siete qui per me, per amore. Quindi vorrei fare un applauso per voi tutti. Grazie veramente di cuore. Vorrei ribadire il ringraziamento all'università, alla facoltà, ai relatori. Ringrazio di cuore Don Mimo, il professore Paolo Restuccia che mi avete accompagnato durante questi cicli di studi. Posso dire, anche devo dire che mi avete trasmesso, condiviso la passione per la radio, e questa passione che porterò vivo in Madagascar. Grazie di cuore. Così la professoressa Maria Paola Piccini mi diceva così, ma io devo dire senz'altro che mi ha accompagnato tanto, soprattutto per la parte della ricerca, no? La metodologia della ricerca scientifica. Grazie di cuore, perché fare una ricerca non è così facile, impegnativo. Ogni tanto chiedi a lei come fare questo, mi rispondeva subito. Veramente anche lei mi ha trasmesso l'amore, la passione della ricerca.
quindi non vedo l'ora di tornare anche in Madagascar e continuerò a intervistare gli anziani, le persone che hanno più ricchezza, che non hanno la possibilità di scrivere, ma trasmettono soltanto. Allora non può portare anche la radio queste ricchezze, no? Quindi anche lei mi ha trasmesso questa passione per la ricerca, quindi ringrazio di cuore, veramente. Il rettore, c'è un modo di dire in malgasse, no? Malgasse che ne sa, mi futi, non lo so nemmeno come tradurre, no? Mi futi, come tradurre in italiano, no? Letteralmente alla fine viene il sedere della carne, della mucca, forse, che è la più importante. Il pezzo più prelibato della carne, quello medio basso. Sì, ringrazio a nome suo tutta l'università che mi ha accompagnato in questi anni, i docenti che mi hanno condiviso veramente la loro esperienza educativa che porterò per tutta la mia vita e cercherò di condividere con tutti coloro che incontrerò nella mia vita. Grazie veramente di cuore. In malgascio noi quando facciamo un kabari, 2 parole alla fine noi diciamo kabari, no? 2 parole alla fine, no? Un ringraziamento, diciamo anche i vari programmi. Per noi tutti subito dopo c'è un rinfresco, lo facciamo insieme al club di Don Bosco, sì. Tutti noi siamo invitati, anche voi relatori, presidente. E poi alla sera c'è anche una cena Malagasy, abbiamo già tutto l'indirizzo dove si può fare questo. È un segno di sentimento di gratitudine a voi, il nostro Fumba Malagasy, tradizione Malagasy, c'è un ricordino per ricordare questo giorno molto importante, quindi c'è un piccolo segno che offrirei. Grazie. Facciamo un applauso per noi tutti. Poi facciamo una foto insieme. Poi facciamo foto insieme, diceva il direttore. Io però voglio nombrare tutti. Facciamo il canto in malgasy, no? Visatanawi, sei fanterminawi, Visatanawi, 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 rostanawi. facciamo